Buongiorno amici, oggi nuovo giorno, nuova avventura, partenza a Casera Mela, destinazione Cima Duranno. E fino al rifugio Maniago saliamo con le bici elettriche. Si vede già la spalla del Duranno. Ecco che stiamo arrivando al rifugio Maniago. Rifugio Maniago e là Duranno, spalla, andiamo su là. Rifugio Maniago, adesso lasciamo le bici e continuiamo a piedi. Super di qua. Si continua a salire con Arnaldo e Rick oggi, col Duranno che ci guarda un po' nelle nuvole. Guarda qua, è pieno di camosci che ci guardano. Siamo in Forcella Lodina. Eccola qua, a 2 metri da me. E da qua si vede la salita che abbiamo fatto e continuiamo verso la cima. Che bello anfiteatro qua, con ancora un po' di neve. Si continua in Cengia. Qua un pezzo di arrampicata con Arnaldo che ci insegna dove mettere mani e piedi. Abbiamo incontrato altri amici, si salitti e su qua ci leghiamo qua. E tu sei perfettamente sicuro. Ricky porta su tutte e due le corde. Un attimo che inseriamo le corde all'interno e vanno dentro qua. Questo qui che si chiama reverso, dentro il moschettone a ghiera. Qua un pezzo di arrampicata, giusto per non farci mancare niente. Altro pezzettino di arrampicata. Assicurati, si procede col secondo tiro. Recupera la blu. Recuperati tutti, anche Arnaldo. Qui terzo tiro. Io basto. Sei andato su dritto qua? Terzo più 2, 5, 58, mancano 100 metri. Ancora. Manca più tanto, siamo verso la cima. Ultimi metri in teoria. È lei o non è lei? È lei. Cima. Ah, quasi che si vede il cadore. Si vede. Momento di solitudine sulla cima e da qua scendiamo con tutte calate in corda doppia e si scende dalla cima con prudenza, quasi il ghiaino può far scivolare e si va di corda doppia che non faccio cazzate. Arnaldo che scende Con le sue foto non si cura. E questo bisogna sempre stare attenti. Arnaldo che scende. Momenti. Quinto passaggio in corda doppia e
continuiamo a piedi. E lì altro gruppo che scende, altri 4, qua altri 2 da Vidor. Miracolo. E direi che con 7 calate in corda doppia oggi ci siamo esercitati. Questa qui era l'ultima e poi si continua qui. Speravamo di essere verso la fine, ma il rifugio è ancora laggiù. Beh, longa. Un super effetto di discesa con la nebbiolina in sottofondo. E che adesso si apre il panorama. Ora si va via un po' in cresta, come prima stamattina, e poi giù. Ehi, ciao, dove vai? Fine. Dai che manca poco. Giro finito, baita Maniago e si torna in bici. E da rifugio Maniago, bici. Ciao. Oh, ciao ciao.